Ciao amici di Radio Chef, ben ritrovati in questo appuntamento anche con il gusto qui su Radio.0. Ritorniamo a parlare e a immergerci anche nei sapori del territorio, perché si prepara a partire un evento veramente molto interessante per quanto riguarda il gusto in Friuli Venezia Giulia. Infatti vogliamo parlare proprio delle Proloco, che sono queste associazioni che ci portano veramente nel cuore delle regioni, ed è questo il bello di scoprirle attraverso i loro sapori, quelli che hanno fatto la storia. Sono associazioni nate proprio per promuovere, tutelare e valorizzare le tradizioni, la cultura, il paesaggio e naturalmente l'enogastronomia delle comunità locali. Sono fatte di volontari, di passione, di identità territoriale. Grazie a loro anche tante ricette antiche, tante sagre, tanti prodotti tipici continuano a vivere generazione dopo generazione, e noi le andiamo a festeggiare tutte con un evento speciale che ci racconta Promoturismo FVG. Stiamo parlando proprio di Sapori Proloco, ma ci racconta di più direttamente Barbara. Tutti nel nostro appuntamento con Radio Chef. Anche questa settimana vi portiamo a scoprire le delizie del nostro territorio, e c'è un modo unico, anzi ci sono delle giornate uniche per farlo, conoscendo tutto il nostro territorio, ovvero tutte le Proloco regionali, in un unico appuntamento. Sto parlando della 22esima edizione di Sapori Proloco, tra tipicità, gusto e tradizioni, che si terrà nei 2 fine settimana, dal 17 al 18 maggio, ma anche dal 23, 24 e 25 maggio. Un appuntamento imperdibile. A parlarcene e a presentare questa edizione avremo con noi il presidente della UMPLI, l'Unione delle Proloco del Territorio, Pietro De Marchi. Buongiorno Presidente, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Sì, come dicevate, è tutto pronto per la 22esima edizione, avete già dato le date. L'inaugurazione appunto a partire da sabato 17 maggio e poi a seguire domenica e l'altro per il fine settimana dopo. 50 sono gli appuntamenti che sono inseriti dentro su questa manifestazione. Poi ne parliamo anche per ciò che riguarda i sapori e i gusti di quanto potete trovare. Però, giusto per citarne alcune, 8 degustazioni gastronomiche, 5 visite guidate del parco di Villa Manin e più il compendio che è sempre aperto nei giorni delle manifestazioni, 4 presentazioni tra guide, cataloghi e quant'altro, 3 mercatini dell'artigianato, 4 laboratori per la promozione dell'artigianato di lavorazione dello SCUS, a cura della Proloco di Reana del Royale, 2 eventi legati alla solidarietà, per ciò che riguarda la presentazione di biscotti creati da un laboratorio sociale, la consegna di 2 biciclette Jolette, cosiddetto Jolette per volare, cioè la consegna di particolari biciclette per i disabili, quindi un occhio di riguardo anche al sociale. L'inaugurazione della mostra, per restare in tema di biciclette, una regione in bicicletta, quindi il ciclismo in Friuli Venezia Giulia, 2 appuntamenti per i bambini con i giochi a cura del progetto Postulandia, e non solo, ma anche prepariamo gli gnocchi con i bambini e i nonni a cura di Ciccio Pasticcio e di Gabri Fiorellino. Un concerto aperitivo, gli spettacoli itineranti del gruppo folcloristico e a chiusura con lo spettacolo pirotecnico. Tutte le 5 serate ci sarà, grazie alla collaborazione con ERPAC, dove non avremo il palco, ma i 5 concerti verranno effettuati sul cortile d'onore, quindi la scalinata sarà il palco naturale per ciò che riguarda appunto i 5 concerti delle serate. Con l'ERPAC abbiamo di fatto una collaborazione e un coordinamento a tutto tondo, perché anche loro presenteranno la nuova guida le audioguide di Villa Manin, ma non solo, ma anche il catalogo della mostra, il Villa Manin, il Re, il Kaiser e le Oche, quindi una storia per immagini. Quindi capite che siamo in perfetta collaborazione e di fatto anche loro hanno in qualche modo scelto questo contenitore per poter mettere in evidenza quelli che sono i loro progetti. 25 Proloco, 25 sì. Proloco, 60 menù, quindi capite quanta importanza ci sia e quanto ben di Dio potete gustare appunto in questi 5 giorni. Dover andare su qualcuna facilità è un po' difficile, perché dover scegliere una o l'altra senza far torto a nessuno. Abbiamo comunque una novità, che abbiamo anche la Proloco di Tolmezzo che presenterà i chansons, e quindi questa è un po' una novità
per ciò che riguarda le degustazioni, e tra l'altro i Charsons verranno comunque presentati all'interno dello spazio eventi, lo spazio eventi che è all'interno dello stand della Tensostruttura che ci è stata messa a disposizione da parte di Promoturismo. Quindi è una conferma anche per ciò che riguarda appunto questa collaborazione, che noi ringraziamo Promoturismo attraverso l'assessorato appunto del turismo. All'interno di questo stand ci sarà anche l'enoteca e ci sarà anche la birroteca con birra rigorosamente a marchio Anche Io Sono FVG. Quindi capite che c'è la massima rappresentatività per ciò che riguarda sia la gastronomia, ma anche per ciò che riguarda l'enocultura di tutto il Friuli Venezia Giulia. Anche perché ci saranno momenti dedicati, parlavo delle degustazioni, ma già nella giornata di domenica avremo una degustazione guidata per ciò che riguarda i vini in concorso Filare di Bolle, quella organizzata dalla Proloco di Casarsa, ma non solo, ma anche la degustazione guidata dei vini che erano in concorso alla mostra concorso di Bertiul dal Friuli. Poi ci sono anche, a cura del coordinamento regionale delle città del vino, una degustazione di vini autoctoni. Questo per parlare un po' di questo. Altri appuntamenti per ciò che riguarda la gastronomia: avremo la presentazione su un progetto che fa seguito a quella che è stata la mostra del pistoletto, che c'è una ricerca. Abbiamo affidato alle Proloco di fare una ricerca, le Proloco coinvolte sono 20 per ciò che riguarda l'utilizzo dei vegetali, e quindi in qualche modo con un occhio di riguardo anche a quella che è questa categoria, e di fatto sono delle ricette che vengono tramandate. Quindi diciamo che il progetto è stato di andare alla ricerca di quello che poteva essere l'utilizzo anche nel tempo, e quindi tramandate da nonna in madre, da madre in figlia, fino ai giorni nostri, e quindi per salvaguardare quelle che comunque sono alcune nicchie, ma non solo, ma ci sembrava in qualche modo interessante appunto avere anche questa particolarità. Questo lo presenteremo nell'ultima domenica 25 maggio. Benissimo, tra l'altro un programma veramente ricco e un'occasione unica per scoprire in un luogo bellissimo come Villa Manin tutte le tipicità del nostro territorio, i prodotti che ogni Proloco promuove, ma anche e soprattutto gli appuntamenti con le sagre, gli eventi in regione. Sono tanti racconti diversi che io vi invito ad assaggiare, perché questa è la parola giusta. Noi saremo presenti anche all'inaugurazione insieme a Maria, vi racconteremo tutto quello che sta succedendo, ma ovviamente assaggeremo per voi, vedremo se questa volta insomma riusciremo ad assaggiare proprio tutto, perché come ci diceva il Presidente poco fa c'è veramente molto da assaggiare. E allora a questo punto io la ringrazio, ci ritroviamo a Villa Manin allora. Vi aspettiamo sabato 17 maggio alle ore 18 per l'inaugurazione della 22esima edizione di Sapori Proloco. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie, non potremo mancare ovviamente. Maria, preparati, soprattutto fai un po' di digiuno perché ne avrai di piatti da assaggiare. Grazie Presidente, ci vediamo a Villa Manin. Grazie di nuovo a voi. Grazie Barbara, e sì, sicuramente ne avremo di piatti da assaggiare, anche perché le ricette sono veramente tutte studiate, tutte belle, tutte buone da vedere, ve le racconteremo anche attraverso i nostri social, quindi seguiteci anche su Facebook e su Instagram. E parlando proprio di gusto, di ricette, abbiamo qui a portata di mano, e anche di prodotti del territorio, la ricetta che ci ha inviato la nostra Paola Marangon di Gradisca, ed è il suo risotto con mele e speck. Per preparare questa ricetta, come sempre i nostri ascoltatori rimangono i protagonisti del programma, vi serviranno 320 g di riso Carnaroli, una mela golden grande oppure 2 piccole, 100 g di speck a cubetti, una cipolla piccola, 40 g di burro, 50 g di parmigiano grattugiato, la scorza grattugiata di un limone e 1 litro di brodo vegetale caldo, pepe nero e rosmarino. Andrete a preparare il vostro brodo, lo tenete bene in caldo a fuoco basso, nel frattempo sbucciate le mele, le tagliate a cubetti piccoli e tagliate lo speck a cubetti. In una padella antiaderente rosolate le mele e lo speck per circa 3-4 minuti senza grassi finché diventeranno
dorati e li tenete da parte. In una casseruola soffriggete la cipolla tritata finemente con metà del burro a fuoco dolce e poi aggiungete il riso carnaroli, lo tostate per 1 o 2 minuti finché diventa traslucido e iniziate poi la cottura con un mestolo di brodo alla volta, mescolando bene, aggiungendo a mano il liquido. Dopo circa 12-13 minuti aggiungete le mele e lo speck rosolati e continuate la cottura per altri 5 minuti circa. A cottura ultimata mantecate fuori dal fuoco, quindi aggiungete il burro rimasto, il parmigiano e la scorza grattugiata di limone per dare freschezza. Regolate di pepe nero, aggiungete il rosmarino tritato se vi piace un tocco aromatico in più e lo gustate. Lo servite caldo decorando con qualche cubetto di speck, come vedete anche dalle nostre immagini sui social, per renderlo più bello, e se vi piace anche ancora una grattugiata di scorza di limone, e il piatto è pronto per essere servito. Direi un'ottima ricetta dai profumi di primavera che continuano ad accompagnarci anche in tantissimi eventi del nostro territorio. Infatti è in pieno fermento anche la 25esima edizione di Asparagus d'Argento, l'evento cult per gli appassionati anche di questo protagonista proprio della stagione, l'asparago friulano, che è un simbolo di eccellenza gastronomica del nostro territorio. Lo ritroveremo sicuramente anche a Villa Manin. Continuano gli appuntamenti in giro per il territorio e non solo, perché proprio oggi Asparagus fa tappa anche a Milano, all'Osteria della Stazione, un autentico avamposto friulano nel cuore proprio della città, guidato da Gunnar Cautero, un luogo dove si respira Friuli in ogni piatto e dove per una sera l'asparago sarà protagonista indiscusso tra sapori tradizionali e tocchi creativi. Prossimo appuntamento con questo bellissimo evento domani, venerdì, che ci si sposta sul mare nella suggestiva cornice di Grado alla Dinette, e qui tra i canali e i riflessi lagunari l'asparago incontrerà i profumi dell'Adriatico in piatti che promettono poesia per il palato. Quindi se volete gustarvi anche un buon piatto di asparagi, questo sicuramente è il luogo perfetto. Poi vi racconteremo anche i prossimi appuntamenti che continuano fino al finale di maggio. Immancabile piatto simbolo, asparagi e uova, un omaggio semplice proprio alla terra friulana che viene rivisitato in molti modi simpatici. Quindi se volete anche qualche idea in più da aggiungere al vostro menù, Asparagus d'Argento è l'evento che fa proprio al caso vostro, sicuramente al nostro, per continuare a studiare anche tante ricette e portarvele qui a Radio Chef. Chiudiamo il nostro appuntamento sempre in viaggio, perché come sapete la puntata del giovedì è dedicata proprio a viaggiare in giro per il territorio. Ci spostiamo infine nell'oltreconfine insieme ai nostri amici di Mein Sonntag, rivista di viaggi ed enogastronomia della Carinzia, che ci racconta che il 2025 promette davvero un'estate piena di avventure, scoperte e momenti indimenticabili, con 124 destinazioni che invitano a scoprire la Carinzia in Austria dal suo lato più bello, e tutto questo con una sola carta che si chiama Kärtnencard. Immaginate ad esempio, vi faccio un po' sognare, salire in quota con una funivia, sentire il vento su una delle più belle strade panoramiche della Carinzia, scoprire i segreti di castelli medievali, oppure godervi una giornata in battello su uno dei tantissimi laghi che potete incontrare. Beh, qui la Kärtnencard offre magie veramente per ogni momento. Dall'avventura emozionante alla pausa rilassante, quest'anno ci sono anche delle novità da non perdere, come Strandbad Lengse, dove poter fare il bagno in acque cristalline, oppure Kaiserburg Bob a Bad Kleinhirheim, dove potrete divertirvi sulla pista di bob su rotaia, oppure il museo del gioco a Dobriach, quello del pattinaggio a Globasnitz, un luogo che invita proprio alla riflessione e alla meraviglia, con approfondimenti sulla storia del pellegrinaggio che si aggiungono con oltre 40 musei. Beh, potete trovare tutte queste informazioni anche sul sito meinsontag.at e sono descritte nel nuovo numero Mein Sonntag di maggio, che intanto abbiamo sfogliato grazie alla regia di Igor da Milano. E direi che il nostro viaggio è veramente completo per oggi. Abbiamo gustato, abbiamo sognato, abbiamo scoperto, quindi vi aspettiamo a Sapori Pro Loco e vi aspettiamo domani per una nuova puntata sempre dai profumi e dai gusti del Friuli Venezia Giulia. Non mancate e seguiteci anche sul nostro sito radio.0.it e sulle nostre pagine social. Ciao a tutti, buon gusto!